Procura di Venezia ha chiuso le indagini dell'inchiesta Palude confermando le accuse di corruzione in concorso per il sindaco Brugnaro, i suoi collaboratori Cerone, Donadini e il magnate di Singapore Kwong. Ora la parola passa alla difesa. Crack Veneto Banca, nuovo capitolo dalla Procura, 10 richieste di rinvio a giudizio, ci sono ancora una volta Consoli e Trinca, l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata. Litiga con il vicino, prima tenta di soffocarlo con un cuscino, poi lo colpisce con le forbici. 46enne di Belluno arrestata per tentato omicidio, l'uomo 64 anni è fortunatamente fuori pericolo. Ruba un furgone da un'azienda per andare in discoteca al concerto di un trapper, 17enne bloccato a Castelfranco Veneto dai carabinieri e arrestato. Raffiche di vento in tutta la regione, interventi dei vigili del fuoco tra il Vicentino e la Marca. Romano Dezzelino, un albero crolla sulla strada, intanto la neve imbianca Asiago. Da questa sera in piazza San Marco si apre ufficialmente il Carnevale di Venezia 2025, caratterizzato dalle zone rosse, primo appuntamento con l'amore nel giorno di San Valentino. Questa sera torna alle 20:10 l'appuntamento con la sitcom Una buona giornata, una terza puntata da non perdere. Il perché ce lo spiegano direttamente i fratelli Zeno e Pietro, ovvero Igor Barbazza e Davide Stefanato. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, la cronaca giudiziaria in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché si sono chiuse le indagini dell'inchiesta Palude, l'inchiesta che ha terremotato Venezia e la sua laguna, confermate le accuse di corruzione in concorso per il sindaco Brugnaro, i suoi collaboratori Ceron e Donadini e il magnate di Singapore Kwong. Ora la parola, come ci spiega Filippo Fois, passa alla difesa. Le indagini dell'inchiesta Palude sono ufficialmente chiuse e la Procura ha confermato tra le altre l'accusa di concorso in corruzione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai suoi capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, all'imprenditore di Singapore Chin Kiat Kwong. Chiusa l'indagine, si attendono nei prossimi 20 giorni le repliche delle difese. Questo filone dell'inchiesta ruota attorno alla trattativa di vendita dell'area dei Pili, 41 ettari tra San Giuliano e Porto Marghera, accanto al Ponte della Libertà, acquistati nel 2005 da Brugnaro, allora semplice imprenditore, come unico partecipante di un'asta del demanio per circa 5 milioni di euro e offerti poi al magnate di Singapore per 150 milioni. Un aumento di prezzo che, secondo l'accusa, andava a remunerare la promessa dei pubblici ufficiali di adozione dei provvedimenti edilizi e varianti urbanistiche, in particolare la promessa di raddoppio dell'indice di edificabilità dell'area, con interventi anche di carattere commerciale che avrebbero grandemente elevato il valore dell'area, consentendo alla società di Ching, realizzatrice dell'intervento, di ricavare circa 1,5 miliardi di euro. Sempre secondo l'accusa, Ching è stato allettato durante la trattativa dalla vendita di un immobile pubblico, Palazzo Papadopoli, ex sede della polizia locale, il cui prezzo è sceso da 14 a 10.800.000 euro. Brugnaro è stato eletto per la prima volta sindaco nel 2015 e dal 2017 la sua holding di imprese Porta di Venezia, che detiene anche la proprietà dei Pili, è in blind trust. Ora la parola passa alle difese. C'è un altro fronte giudiziario sempre aperto, sempre attuale, quello relativo al crack di Veneto Banca. Aperto un terzo filone d'inchiesta, 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura della Repubblica di Treviso. Ci sono ancora una volta Consoli e Trinca. L'accusa stavolta è di bancarotta fraudolenta aggravata. Le indagini sono concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. E sono infatti 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura trevigiana con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, e tra i nomi ci sono ancora l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, più volte descritto come l'uomo solo al comando, e l'ex presidente Flavio Trinca. 2 le posizioni minori di cui è stata chiesta invece l'archiviazione. Si tratta del terzo filone della maxi inchiesta sul crack di Veneto Banca. Il primo, centrato sul reato di ostacolo alla vigilanza, è arrivato in Cassazione. Il secondo, quello sui reati di truffa, è finito su un binario morto causa prescrizione a fine 2023. Spauracchio quello della prescrizione, che non dovrebbe ripetersi stavolta. La bancarotta fraudolenta infatti è aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità, così come previsto dalla legge fallimentare, tutt'altro che un dettaglio. La contestazione di questa aggravante porta il massimo della pena edittale da 10 a 15 anni e porta anche i termini di prescrizione da 10 anni a 15, che con la interruzione
si alzano di un ulteriore quarto e quindi, a mio parere, pone questo processo al riparo dal rischio prescrizione. La bancarotta fraudolenta è stata quantificata in 320 milioni di euro e a provocarla sarebbe stata l'erogazione di prestiti senza garanzie a soggetti definiti amici. Quanto all'udienza preliminare, dovrebbe tenersi entro la primavera. Lì si capiranno due cose: la prima, se saranno richiesti e concessi riti alternativi; la seconda, la costituzione di parte civile. Vista la tipologia di reato, non sarà possibile per i risparmiatori truffati, che però potrebbero rivalersi sulla figura del liquidatore. Se il liquidatore recupera dei soldi con la soluzione di parte civile, questi vanno a far parte dell'attivo e nell'attivo poi c'è la ripartizione fra i vari creditori in base anche alle regole di priorità che ci sono nelle ripartizioni degli attivi fallimentari. La parola passa dunque al giudice per l'udienza preliminare. Faldoni su faldoni, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti senza soluzione di continuità dal PM Massimo De Bortoli, ormai prossimo a ricoprire l'incarico di procuratore a Belluno. Uno sforzo titanico a fronte di risorse magre, magrissime. Questa procura è decisamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro che un territorio come quello della provincia di Treviso produce. Quindi lei continua a chiedere più rimborso? Continuo a chiederlo, ma ormai le speranze sono basse. Ed è accusata di tentato omicidio la 46enne che ha aggredito il vicino di casa colpendolo con un paio di forbici da sarta. L'uomo, 64 anni, ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. È successo a Belluno. Una bellunese di 46 anni è reclusa da ieri nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di tentato omicidio. La donna, per motivi sconosciuti al culmine di un violento alterco con il suo vicino di casa, un 64enne di Belluno, avrebbe tentato di soffocarlo coprendogli il volto con un cuscino per poi colpirlo con un paio di forbici da sarta. Il grave episodio è accaduto giovedì mattina nella frazione di Sopracroda a Belluno e l'allarme è scattato alle 10:30 quando una chiamata al 113 ha fatto arrivare davanti alle abitazioni dei due gli agenti della volante della questura e un'ambulanza. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Martino con ferite alle mani e al cuoio capelluto giudicate guaribili in 20 giorni. La donna in stato confusionale è stata portata in questura per essere interrogata. Negli uffici della polizia la 46enne ha accusato un malore e non appena le sue condizioni di salute si sono stabilizzate per ordine del magistrato di turno le è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto si è appreso, il conflitto fra i due vicini di casa sarebbe datato e sembrerebbe derivare da una serie di lunghi contrasti legati a difficoltà personali. Contrariamente a quanto si era saputo nelle primissime ore dell'accaduto, i due non hanno legami di parentela, non sono marito e moglie e neppure fidanzati. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla drammatica escalation scaturita durante l'ennesima violenta lite. Nell'abitazione della 46enne la polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ha sequestrato le forbici usate per l'aggressione e il ferimento del 64enne. Per la difesa della donna, salvo decisioni diverse, al momento è stato incaricato un legale d'ufficio, l'avvocato Massimo Montino del Foro di Belluno. Una vicenda estrema arriva dalla Castellana, protagonista un 17enne padovano che ha rubato un furgone per andare in discoteca. È stato intercettato dai carabinieri e arrestato. Voleva ad ogni costo assistere all'esibizione del rapper Tony Boy in una discoteca di Castelfranco e così la sera dell'8 febbraio ha rubato un furgone dal piazzale di una ditta edile di Cittadella e si è messo alla guida nonostante non avesse ancora conseguito la patente. Protagonista un 17enne straniero residente nel Padovano che non aveva però messo in conto la presenza di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco impegnata nei controlli proprio in occasione dell'evento in programma nel locale castellano. Hanno visto arrivare questo furgone e nell'intimare l'alt il ragazzo ha inchiodato, è fuggito a piedi ed è stato poi ripreso dopo un lungo inseguimento a piedi appunto da parte dei militari operanti. C'è stata una piccola colluttazione dove per fortuna nessuno si è fatto male, però anche questo dà la misura e la cifra di quello che sono poi la percezione dei comportamenti messi in campo da questi ragazzi. Il 17enne è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato tratto in arresto, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, dopodiché si è svolta l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato ed è stato affidato alla comunità.
Quella sera stessa, proprio all'interno del locale dove era in programma l'esibizione del rapper, i carabinieri avevano arrestato altri 2 giovanissimi ritenuti responsabili del furto di una collanina strappata dal collo di un 19enne. Ed è spuntato anche un coltello durante una violenta lite tra 2 studenti 14enni a pochi metri dal cancello di una scuola superiore di Monselice. A fermare i ragazzi un docente che poi, d'accordo con la dirigenza scolastica, ha chiamato i carabinieri. La prossima settimana è stato convocato un consiglio di classe straordinario. Chiara Gaiani. 2 nostri studenti sono arrivati a non solo a mettersi le mani addosso, ma anche a minacciarsi con un'arma, con un coltello. Un fatto che è successo fuori dalla scuola, però ecco, noi siamo docenti, educatori che non sono pagati solo con le 18 ore contrattuali, ma lo siamo 360 gradi e 24 ore al giorno. Non ci ha pensato un attimo il docente presente Vincenzo Ficco, vicepreside dell'Istituto Kennedy, che dopo aver calmato la lite tra 2 quattordicenni compagni di classe che stavano per entrare a scuola, si è confrontato con i colleghi e la dirigente scolastica che ha fatto intervenire i carabinieri. Per il 14enne che ha tirato fuori il coltello è scattata la denuncia alla procura dei minori per minacce e porto abusivo d'armi, ma la prossima settimana sarà convocato un consiglio di classe straordinario. Una telefonata, quella ai carabinieri, costata moltissimo ad Antonina Volpe, dirigente dell'istituto. Mi è dispiaciuto tantissimo perché sono dei ragazzini, sono dei nostri alunni, noi abbiamo a cuore tutti, però c'era la necessità di mandare anche questo messaggio, cioè qui lavoriamo seriamente, abbiamo cura di tutti, però ci vuole il rispetto per tutti e la violenza non possiamo accettarla, anche se è fuori dal cancello. I 2 quattordicenni frequentano la stessa classe, il litigio sarebbe nato per la soffiata fatta da uno dei 2 al prof di matematica su un'assenza durante il compito. La scuola ha coinvolto nel percorso avviato anche le famiglie. Gli organi competenti della scuola, che sono il consiglio di classe, dovrà affrontare insieme alle famiglie un percorso per capire il senso di quello che è successo e anche per capire che ci sono delle responsabilità da affrontare. 1000 studenti, 9 indirizzi di studio all'Istituto Kennedy di Monselice, dove sono stati avviati vari percorsi di cittadinanza anche in collaborazione con le forze dell'ordine. Noi abbiamo messo in atto con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale un tavolo di progettazione proprio di educazione alla legalità, di educazione al rispetto reciproco ed anche delle strutture. La pagina del maltempo, pioggia e vento forte hanno sferzato buona parte del Veneto, in particolare la zona del Bassanese. A Romano De Zelino, tragedia sfiorata. Paura in via Nardi, a Sacro Cuore di Romano De Zelino, dove a causa del forte vento delle scorse ore una grossa pianta si è abbattuta sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stavano passando veicoli e nessuna persona è rimasta coinvolta. Un caso, visto che quel tratto di provinciale è sempre molto trafficato. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco di Bassano, che hanno provveduto, anche con l'aiuto dei tecnici del comune, allo spostamento dell'albero e alla messa in sicurezza della strada, rimasta chiusa per diverso tempo per permettere tutte le operazioni di rimozione. Presenti i carabinieri della locale stazione che hanno regolato la viabilità. Proprio a causa del vento forte, di questo vento forte, a Vicenza sono stati chiusi in via precauzionale i parchi pubblici. Il forte vento e le abbondanti precipitazioni hanno colpito anche il territorio vicentino, in particolare nella zona pedemontana. La perturbazione ampiamente prevista ha portato con sé anche un deciso abbassamento delle temperature. Pioggia mista a neve, oltre che nell'altipiano, è scesa in pianura a Tiene e a Zanè. Qualche centimetro è caduto sui monti di Crespadoro e nell'alta valle del Lagno. Sono state però le violente raffiche di vento ad allarmare di più l'amministrazione comunale di Vicenza, che ha deciso di adottare alcuni provvedimenti a scopo precauzionale. Già in mattinata sono stati chiusi il Parco Querini, quello dell'Ippodromo e i Giardini Salvi, a preoccupare la possibile caduta di rami o di alberi compromessi. A seguito del bollettino della Regione del Veneto di ieri, oggi in via del tutto precauzionale, sentito anche il settore del verde, abbiamo chiuso i parchi storici della città e anche tutti i parchi di quartiere fino alla giornata appunto di oggi. Valore città, questa notte a luna provvederà con il piano neve previsto una salatura preventiva delle strade
strade proprio perché è prevista una precipitazione delle temperature. Stiamo tenendo monitorata la situazione e ovviamente attendiamo anche i bollettini della Regione del Veneto di oggi. Restiamo in provincia di Vicenza, saliamo sull'altopiano di Asiago dove è arrivata la neve. Altopiano imbiancato con la neve che ha ampiamente superato i 20 centimetri ad Asiago, trasformando la città in uno scenario da fiaba. A metà febbraio siamo nel pieno dell'inverno, bene anche sulle piste da discesa e da fondo, dove la neve ha raggiunto i 50 centimetri tra Campomulo e Campolongo, garantendo così un fine settimana che si preannuncia all'insegna dello sci. Nelle prossime ore infatti è previsto tempo soleggiato con temperature in calo. Clima che incide sull'economia, sull'agricoltura, in particolare oggi in Camera di Commercio a Treviso un bilancio del 2024 proprio sul fronte dell'agricoltura. Francesca Bozza. Abbiamo una produzione agricola 2024 positiva, con una crescita del 2,5% e il valore che sfiora quasi gli 8 miliardi. Un bilancio positivo, nonostante alcune ombre che riguardano determinate produzioni. Se per il lattiero caseario e per il settore della frutta si può parlare di una buona annata, altrettanto non si può dire per i cereali, la cui produzione si è ridotta notevolmente a causa dell'andamento climatico del 2024. Abbiamo avuto un aumento delle produzioni, in alcuni casi non compensato dall'aumento del prezzo, penso per esempio alle erbacee, quindi frumento, mais, orzo, mentre per altri tipi di culture, oltre a un aumento della produzione, abbiamo avuto un aumento anche del valore, penso al vino, all'olio, altre culture di questo tipo. In lieve calo dell'1,3% le imprese agricole attive, ma se diminuiscono le ditte individuali aumentano le società di capitale, a significare che si va verso realtà sempre più grandi, strutturate e organizzate. In flessione quasi del 13% gli occupati agricoli, a fronte però di un incremento del 17% delle lavoratrici donne. Ma la vera sfida per gli imprenditori è quella dei cambiamenti climatici. Nel 2024 si è registrato un inverno con temperature più alte della media e senza gelate tardive, una primavera con precipitazioni abbondanti e un'estate calda con un lungo periodo di siccità. Per l'agricoltura è fondamentale riuscire a fare delle politiche per l'adeguamento al cambiamento climatico. Probabilmente gli altri settori vengono dopo, ma l'agricoltura è la prima. All'orizzonte poi le ricadute che i dazi americani potrebbero avere sul comparto agricolo veneto. Noi esportiamo molto, soprattutto negli Stati Uniti d'America, penso al vino, 590 milioni di esportazioni, o al settore delle paste alimentari. È anche vero però che c'è un lavoro molto importante, secondo me, che il governo sta facendo di accordo diretto tra Italia e Stati Uniti per evitare magari dazi in alcuni settori. Devo anche dire che la stessa Unione Europea ha dichiarato recentemente circa 1 miliardo di euro a disposizione per situazioni di eventuali emergenze. Carnevale di Venezia, questa sera il via tra zone rosse, aspettative, ma in queste ore il carnevale ovviamente è all'insegna di San Valentino. Zone rosse, alberghi pieni, indotto economico, ma a Venezia il carnevale è soprattutto magia, divertimento e un pizzico, ma solo un pizzico, di sana follia. Vera, che alla regia della Kermesse come braccio operativo del comune è pronta. A questi giorni di grande lavoro l'impegno sarà massimo. Dalla sera di San Valentino, festa dedicata all'amore, fino a martedì grasso 4 marzo, Venezia vivrà di magia. Il tempo di Casanova. Questo è il tema scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto, un tema che celebra non solo la figura ma tutto il periodo storico della città di Venezia. Il direttore operativo di Vera, Fabrizio Doria, presenta tutti i principali appuntamenti dei prossimi giorni. Domenica l'attesissimo corteo acqueo delle Remiere di Venezia in costume di carnevale. Qui le caorline, le puparini, le mascarete, tutte le imbarcazioni della tradizione della voga alla veneta si raduneranno alle 10:30 in punta della dogana per poi partire capitanate dalla Pantegana alle ore 11 e per giungere a Rialto per una grande esplosione di festa. Più avanti nel programma ci sarà anche uno show spettacolare sull'acqua con tante repliche. Grande show sempre dedicato a Giacomo Casanova all'Arsenale di Venezia, da venerdì 21 fino a domenica 23 e da giovedì grasso 27 febbraio fino a martedì grasso 4 febbraio, 2 repliche giornaliere, un grandissimo spettacolo di luci, suoni, fuoco, imbarcazioni nel bacino dell'Arsenale, una alle 18:45 e una alle 21.
Ma questa sera c'è un altro appuntamento imperdibile alle 20:10 sulla nostra emittente, l'appuntamento con la sitcom Una buona giornata, una terza puntata da non perdere. Il perché ce lo spiegano direttamente i fratelli Zeno e Pietro, ovvero Igor Barbazza e Davide Stefanato. Terza puntata di questa sitcom. Sì, questa sera in onda alle 20:10, ricordiamolo, su Antena 3. E dove andranno i due fratelli questa sera? Che tutto il pubblico vuol sapere. Dove andremo? No, qui stiamo svelando un po' con la foto alle nostre spalle. Questa sera andremo a Manhattan. Manhattan. Non è molto in linea col nostro, no, ma ci piace lo stesso. Allora no, ci sarà un'apertura bellissima sulla diga del Vajont, un momento estremamente emozionante, toccante. Dovrebbe e poi essere una sorpresa. Deve essere una sorpresa. Non saremo sulla diga del Vajont, mi dispiace, volevamo farlo ma non l'abbiamo fatto, e successivamente... È bello perché abbiamo detto teniamolo nascosto fino sui social, questa sera si aprirà... Ho capito, però teniamolo, c'è il Festival di Sanremo stasera, diciamo qualcosa che la gente almeno decide, giro per 5 minuti anche su questi due... Che poi tra l'altro anche sta cosa deve finire, cioè nel senso noi andiamo deve finire, Sanremo deve finire. Ma andiamo in onda alle 20:10, 10 minuti, un quarto d'ora e poi vai a vedere Sanremo, quindi non è che... giusto? Sì, però sabato c'è la replica alle 20:50, quindi siamo in pieno Sanremo. Cantiamo qualcosa anche noi, va bene, se volete. Ecco, mi stavo anticipando. Potreste cantare voi qualcosa? Fratelli Corona, uno Semo e st'altro Mona. Che non si sa chi dei due sia il Semo, chi dei due sia il Mona. Saremo sul lago di Santa Croce, un grandissimo, bellissimo finale notturno sul lago di Santa Croce, veramente bello, emozionante, divertente, almeno così speriamo. Quindi, telespettatori davanti al televisore, perché? Perché la puntata di Una buona giornata di stasera è sicuramente meglio, più toccante, più divertente, più emozionante del Festival di Sanremo. Assolutamente sì, quindi ricordiamo... un po' grandina, No, va benissimo. Vabbè, guardo Manhattan. Alle 20:10 su Antena 3, mi raccomando, non mancate perché stasera ne vedrete veramente delle belle. Vi aspettiamo. Ciao. Insomma, dovete rimanere con noi, è tutto dall'edizione veneta dei nostri telegiornali. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.